nostra channel. Ecco il primo degli speciali natalizi che la nostra channel ha deciso di realizzare in questo 2013, e abbiamo questa sera ospite, perché qua è sera, sono le 21:30 passate di fine novembre, di un giorno di fine novembre, e stiamo qui ospiti della biblioteca comunale di Busseto Polizzolo insieme al nostro amico, un grandissimo poeta che avete avuto anche occasione di vedere sul nostro canale in occasione della presentazione del suo libro intitolato Incanti. L'anno scorso abbiamo realizzato il video, e Alberto quest'oggi è qui con noi per parlarci del nuovo progetto che vede coinvolta tutta l'associazione IO di Busseto Polizzolo e anche il gruppo folcloristico legato a doppio filo appunto a questa associazione. Buonasera Alberto. Buonasera. Quindi parlaci un po' di questo vostro bellissimo CD. E allora, il gruppo folcloristico Busit da 9 anni presenta ogni anno per le festività natalizie un concerto di canti natalizi, appunto, che sono inediti, cioè sia le parole che le musiche sono di poeti e musicisti locali. E dopo 9 anni abbiamo pensato di realizzare un CD, e quest'anno, in occasione appunto dei concerti natalizi che già stiamo programmando nelle varie chiese e centri sociali, di avere questo CD e farlo conoscere un po' a tutti. Il CD è composto esattamente da 9 canti natalizi, come ho già detto, tutti scritti e musicati da poeti e musicisti locali. Quindi naturalmente sempre un ritornare al discorso del valorizzare i talenti locali, valorizzare il sicolo idioma, di cui naturalmente tu sei un grande alfiere, porti sempre questa bandiera del siciliano, e di questo giustamente ti ringraziamo sempre tutti quanti. Sentite naturalmente in sottofondo il gruppo che sta provando questi splendidi canti, quindi Alberto ci ha illustrato quello che è il CD, e tra poco parleremo col maestro Silvestro che ci illustrerà realmente come è nato il CD e ci svelerà qualche piccolo segreto appunto di questo supporto musicale. Abbiamo anche ospite qui con noi, come dicevo poc'anzi, il maestro Silvestro, Giuseppe Silvestro, che è il cuore, l'anima pulsante del gruppo folcloristico Butish di cui parlava poco fa Alberto, e che appunto è una delle menti pensanti alla realizzazione di questo CD. Giuseppe, spiegaci un po' come è nato materialmente questo CD, perché Alberto ci diceva dei tanti concerti che avete fatto in passato, avete portato in giro queste canzoni, e ora giustamente è arrivato il momento di pubblicarle su un supporto che le facesse poi tramandare ai posteri. Ma realmente come è nato questo CD? È stato difficile registrarlo? Parlaci un po' appunto della realizzazione materiale. Beh, la difficoltà c'è stata, non poca, giustamente perché non ci sono professionisti nel gruppo, siamo tutti amatori, e quindi tutto quello che si sta facendo, si è stato fatto solo per l'amore di fare musica, come si vuol dire. Sì, musica folklore, ma ha anche il suo valore. E proprio il valore che vogliamo dare ancora un'aggiunta in più è stato proprio questo, di incidere queste poesie che l'ho fatte in musica, molti sono fatte di me, tramite Alberto, che come già tu hai parlato prima, non sono stato io quello che ho ideato, è stato tramite Alberto, c'è stato un po' l'idea un po' di tutti, e poi piano piano è come un dolce che magari non mai uno l'ha assaporato, comunque va a assaporare, comincia a piacere, comincia, diciamo, quindi a andare avanti. Le registrazioni sono durate parecchio tempo? Dipende, se le dobbiamo raffrontare a dei professionisti, sì. Vabbè, certamente, mi immagino. Comunque sì, un pochettino, un po' di tempo c'è stato, perché le difficoltà ci sono state in realtà.
Vedevo molti giovani nel gruppo Budish, ci accenni un po' ai componenti appunto del vostro gruppo? Sì, il nostro scopo è pure comunque anche questo, uno dei tanti altri scopi che noi abbiamo con questo gruppo, quello di portare avanti la nostra musica, diciamo le nostre poesie con il canto, e giustamente piano piano cerchiamo di far crescere il gruppo mettendo o inserendo, diciamo, quindi le piccole leve, diciamo così, che piano piano vanno crescendo e quindi vanno formando ancora nel migliore dei modi il nostro gruppo musicale. Benissimo, grazie mille Giuseppe, è stato gentilissimo illustrarci questo bellissimo lavoro discografico. Grazie. E abbiamo Francesco Lombardo ora ospite, che è il vicepresidente dell'associazione Io, e che abbiamo qui ospite per parlarci dell'aspetto aggregativo e della funzione che ha questo gruppo folcloristico all'interno del territorio della provincia trapanese. Allora, intanto il gruppo folcloristico Busit nasce da una cellula che non tanto si stacca, che va ad arricchire ancora di più quello che è l'operato dell'associazione Io nel territorio non soltanto di Buseto Palizzolo, ma dell'intero ormai Agrericino, e andiamo anche oltre. Fin dal primo momento quello che è stato il gruppo folcloristico Busit ha suscitato interesse non soltanto nelle fasce d'età più elevate, ma anche nei giovani. Fin dall'origine ad essere coinvolti erano interi nuclei familiari, grazie alla quale si è avuto la possibilità di vivere momenti importanti e direi particolari. In questo momento voglio ringraziare non soltanto quelli che ad oggi fanno parte del gruppo folcloristico Busit, ma quanti in passato hanno dato la possibilità a molti ragazzi, a me stesso che sono uno dei fondatori, la possibilità non soltanto di stare insieme agli altri, ma di manifestare anche il nostro amore, la nostra passione e il nostro essere cristiani attraverso il canto. Canti che, se ascoltati attentamente, ti aprono il cuore, l'animo, e in certi momenti particolari della nostra vita possono anche rasserenarci. Francesco, delle bellissime parole le tue, e un ringraziamento va anche a te per tutto lo sforzo che spendi per portare avanti questo progetto insieme a Alberto, insieme a tutte le altre persone del gruppo Budish e dell'associazione Io, perché vi ricordo che l'associazione Io è veramente un'esperienza pluritrentennale sul territorio del piccolo comune di Buseto Palezzolo, ma che dirama tutte le sue forze di diffusione della cultura e della preservazione del dialetto siciliano anche proprio all'interno di tutta la provincia trapanese. Quindi un grandissimo vanto e un grandissimo ringraziamento va a queste persone che tanto fanno per la cultura nella provincia di Trapani. Quindi grazie mille, Francesco. Grazie a te per le belle parole, e alle prossime. Alle prossime. E abbiamo ora ospiti con noi due delle voci soliste del gruppo Budish, la nostra Ilenia Criscenti e la nostra Federica Minaudo. Federica, partiamo con te. Delle giovani che cantano dei gruppi, che cantano in un gruppo folcloristico che canta giustamente in lingua siciliana, è una cosa un po' insolita al giorno d'oggi. Come ti trovi in questa realtà a partecipare ai spettacoli di questo tipo? No, per me è molto bello, anche perché da quando che sono piccola che partecipo, però ovviamente anche parlando con i miei amici non è che non viene molto rispettata questa ambiente. Viene sempre molto presa in giro, perché non è un'usanza che viene fatta soprattutto nelle città. Ancora qua siamo un paesino magari. Sì, anche se oggi devo dire che si sta un po' più sviluppando questo amore anche da parte dei ragazzi della tradizione siciliana. Ilenia, invece tu che emozioni hai provato nel registrare un CD quasi come una star, come le star che si vedono in televisione? Certo, per me è stata una cosa nuova, anche perché non ho mai provato un'esperienza del genere, quindi ovviamente c'è sempre quell'ansia all'inizio, però poi alla fine ho capito che comunque è una bella esperienza, quindi è stato semplice, non c'è niente di difficile. Ed è stata un'esperienza davvero molto bella. Insomma, la cosa più difficile della registrazione qual è stata? Appunto seguire il tempo, il ritmo preciso, anche perché le voci sono state registrate a uno, quindi rispettare le voci, certo, già registrate è un po' complicato, quindi... Sì.
Perfetto, ringraziamo le nostre amiche, le nostre giovani amiche del gruppo Folcloristico Butish, e quindi vi aspettiamo ai concerti e vi invitiamo poi ad acquistare questo bellissimo CD, di cui troverete insomma le coordinate sulle nostre pagine Facebook, per appunto come acquistare questo bellissimo CD. E non mi resta che salutarvi, amici di Epoca Nostra Channel, per questo primo speciale natalizio che abbiamo realizzato quest'anno in occasione del periodo di dicembre 2013. Il vostro Alessandro Pampiella vi saluta, non prima di avervi ricordato che per quanto riguarda i concerti del gruppo Butish che promuoveranno questo CD natalizio, vi posso già dare la data del 15 dicembre 2013 alle ore 21 presso la chiesa del Santissimo Salvatore di Trapani in Viale Umbria. Quindi in questa occasione potrete ascoltare il gruppo Butish dal vivo che presenterà i brani di questo CD. Quindi vi do appuntamento alle prossime occasioni, ai prossimi programmi di Epoca Nostra Channel, e vi ringrazio sempre per la vostra attenzione. Buona serata.